Per ogni ricoverato da Covid in terapia intensiva ce ne sono 9 ricoverati in area non critica. È uno dei dati illustrati oggi dal presidente del Veneto, preoccupato della crescita delle ospedalizzazioni e quindi con una proposta già sul tavolo. Abbiamo messo in piedi un gruppo di lavoro per riformulare i protocolli di cura domiciliare affinché il paziente si senta sereno, tranquillo e sia seguito. Anche sulle proteste di piazza da parte degli esercenti, Zaia ha le idee chiare. Ho visto una protesta che è fatta di gente che non chiede sussidi ma chiede di poter lavorare. Ho visto una protesta di persone con le mascherine e quindi non sono state assemblee negazioniste, no? Non è che sono arrivati quelli che dovevano distruggere tutto perché il Covid non esiste. Persone che hanno investito contro il Covid perché per adeguarsi alle linee guida hanno dovuto investire e che oggi sono disarmate davanti a questo principio secondo il quale la loro chiusura rappresenta la salvezza o quantomeno l'appiattimento della curva dei contagi, che non sarà così.